Allora abbiamo qui Astelio Boscolo del stabilimento Invidia. Senti Astelio, allora ancora tempo fa è venuto fuori sia sui giornali sia sul blog una forte polemica sul discorso cani in spiaggia sì, cani in spiaggia no, stabilimenti, addirittura c'è stata una piccola gaffe di un consigliere comunale che aveva proposto proprio di regolamentare a livello di regolamento comunale la possibilità per gli stabilimenti di portare i cani in spiaggia. Vediamo che invece qua lo stabilimento mi sembra che avete fatto già un bel passo avanti, mi sembra che sia l'unica realtà a Chioggia Sottomarina dove è possibile portare i cani in spiaggia, o sbaglio? No, certo, hai detto bene. Noi abbiamo preso al volo la delibera l'aggiornamento della delibera balneare del comune di Chioggia, che ha previsto appunto di poter creare un'area attrezzata dove si può portare i cani in spiaggia, anche perché avevamo avuto forti richieste da parte della nostra clientela, e quindi tu puoi venire qua in spiaggia, vai sotto l'ombrellone con il cane, hai un'area dove puoi farlo correre che è dedicata a lui, ci sono delle boe che delimitano l'area, lo specchio acqueo del mare dove puoi andare in bagno con il tuo cane, hai la possibilità di fargli la doccia, l'acqua da bere, quindi insomma è un momento in cui insomma hai il tuo cane durante la fase di divertimento in spiaggia. Quindi tutto il litorale di Sottomarina e Isola Verde l'unica realtà che dà questa possibilità è la vostra? Che è autorizzata dal comune di Chioggia, sì. Da quel che mi risulta, non mi risulta che altri stabilimenti balneari siano attrezzati in questo senso. Ma come mai questa idea? Siete tanto amanti di cani? Avete tutti i cani a casa? Come sta? Diciamo Come è nata? È nata dall'esigenza di dare un servizio in più alla nostra clientela, perché la realtà della diga, oltre ad avere la possibilità di ammirare un bellissimo paesaggio che ti mostra il mare, ti mostra l'imboccatura del porto di Chioggia, è molto frequentata anche da animali, e quindi abbiamo pensato bene di creare questa situazione. Avete delle lamentele? No, anzi la spiaggia riservata, l'area riservata ai cani è molto più frequentata, si può dire, dell'area tradizionale. Bene, adesso noi torneremo ancora, intanto facciamo un po' di riprese così la gente vede un po' quest'area, che mi sembra insomma bello che in una realtà come la nostra finalmente c'è quest'area, perché noi sappiamo che tanta gente ha chiesto questa possibilità di poter portare così tra virgolette l'animale, e qui si aprirebbe una grossa parentesi sugli animali a due gambe e quattro gambe, comunque lasciamo perdere, quindi è una bella cosa, complimenti. Ciao. Ciao.